Coronavirus e migranti, Musumeci tira dritto. Mi rivolgo alla magistratura, ancora positivi nell'isola. Niente fondi per gli scavi del teatro antico di Akragas. Il PD con Michele Catanzaro afferma governo inadeguato e intanto arrivano le telecamere per controllare la scala dei turchi. Raid con danneggiamenti su auto in sosta a Canicattì. I carabinieri identificano un ventenne come probabile responsabile. Si cercano i complici. Domani arriva Diego Fusaro e chiama a raccolta i candidati simpatizzanti di Vox Italia. Questa sera grande musica al Teatro Costa Bianca con ingresso gratuito. Bentornati all'appuntamento con l'informazione di TVA. In apertura l'emergenza coronavirus con l'ordinanza di sgombro degli hotspot del presidente della regione Musumeci. Scontro con Roma, ma il governatore della Sicilia va avanti il servizio. Continua il braccio di ferro tra il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il ministro dell'interno Luciana Lamorgese dopo la firma dell'ordinanza, la numero 33, che blinda la Sicilia fino al 10 settembre, stabilendo che tutti i migranti presenti negli hotspot e nei centri di accoglienza devono essere trasferiti o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della regione siciliana. Il provvedimento, il numero 33, stabilisce altresì il divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della regione siciliana da parte di ogni migrante con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle ONG. Ma trascorse le 24 ore nessuno sgombero è stato fatto. Il risultato? La Lamorgese ha risposto con un comunicato stampa che ha più un sapore politico che tecnico. Ed in queste ore il governatore Musumeci e l'assessore alla salute Ruggero Razza hanno dato il via ai controlli in tutte le strutture che accolgono migranti in Sicilia, con lo scopo di verificare se sussistono i requisiti igienico-sanitari, cercando di dribblare lo scontro politico con il governo centrale, ponendo il tema non più sullo sgombero. Ad oggi il risultato nullo, ma sulla linea dei controlli sanitari sui centri per i migranti. Musumeci ha infatti adottato altra ordinanza a firma di Razza sull'aspetto sanitario e soprattutto sui controlli, nominando una task force. Sono il commissario per l'emergenza Covid, ha detto ieri ai giornalisti. L'ordinanza che ho emanato è in linea con le precedenti, devo tutelare la salute dei richiedenti asilo e 700 migranti non possono stare insieme ad altri profughi positivi in un salone. L'obiettivo è mettere nero su bianco i problemi igienico-sanitari dei centri di accoglienza per farli sgomberare e solo successivamente sigillare tutto per carenze strutturali. Irregolarità accertate dagli esperti sanitari saranno inoltrate alle procure competenti. La regione siciliana, per verificare i centri di accoglienza, ha creato, come detto, una task force coordinata da Cristoforo Pomara, ordinario di medicina legale a Catania. Pomara dovrà compiere i necessari sopralluoghi, verificare la congruità delle condizioni degli hotspot e dei centri di prima accoglienza presenti nell'isola, ma anche e soprattutto analizzare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle strutture, verificando eventuali violazioni dei protocolli per il contenimento del contagio da Covid-19. Continueremo ad occuparci del caso e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Serve in questo caso il buonsenso, dobbiamo smetterla, qui nessuno vuole la guerra fra le istituzioni, la gente vuole risolti i problemi. In Sicilia la condizione in cui vivono i migranti, lo sbarco continuo, l'assenza dello Stato concreta è uno dei tanti problemi. Il governo centrale capirà di essere dalla parte del torto e compierà un atto di grande responsabilità. Magari ci chiederà qualche altro giorno di tempo per poter ricollocare altrove i migranti che sono ospitati nei centri di accoglienza, in modo che così il nostro personale andrà, quando i locali saranno liberi, 5, 6, 8 giorni, e apporrà i sigilli, esattamente come ogni autorità costituita fa nei confronti di una struttura privata che non ha i requisiti di carattere igienico-sanitario. Ci sono locali dello Stato in Sicilia che sono fuori legge dal punto di vista igienico-sanitario.
Abbiamo dato 2 mesi di tempo allo Stato perché potesse provvedere a intervenire per renderle idonei. I locali dopo mesi non sono stati resi idonei. All'interno lo Stato ci mette centinaia e centinaia di esseri umani. Questi esseri umani non rispettano perché non possono rispettare per volontà dello Stato le misure di prevenzione. Io sono soggetto attuatore per l'emergenza Covid-19 e devo verificare con i miei occhi se i cittadini, tutte le persone a qualunque titolo presenti in Sicilia rispettano le norme, dopodiché intervengo perché ritengo che quei locali, quei contenitori non siano a norma e non garantiscono il diritto alla salute. Per favore lo Stato faccia la propria parte, la smetta nel braccio di ferro e nel mostrare muscoli che sa di non poter mostrare perché non è dalla parte della Regione. Le rassicurazioni arrivano dalla prefettura di Agrigento, che in una nota comunica che è giunta in rada la nave Aurelia per l'imbarco dei migranti presenti nell'hotspot, priorità a quelli risultati positivi al tampone Covid-19. Intanto uomini e mezzi dell'esercito andranno a rafforzare il contingente di vigilanza già attivo con riguardo agli episodi di allontanamento verificatisi nei giorni scorsi. La prefettura conferma la massima attenzione e l'impegno di tutte le componenti delle forze dell'ordine, ora supportate anche dall'esercito per contrastare gli allontanamenti. Intanto a Lampedusa vive ore difficili, tanto che il sindaco Martello lancia un forte appello. Il problema va risolto dallo Stato, non è competenza né dei presidenti di regione e neanche dei sindaci, e per Martello non ci sono migranti positivi in giro per l'isola. Il servizio. Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, interviene su quanto dichiarato recentemente dall'onorevole Matteo Salvini e affermando che fa campagna elettorale sulla pelle dei lampedusani. Ho letto una dichiarazione di Matteo Salvini rilasciata nel corso di un'iniziativa elettorale. Sostiene che a Lampedusa ci sono migranti positivi che passeggiano fra i turisti. Forse non si è reso conto della gravità di un'affermazione simile, afferma il sindaco Martello, fatta con tanta leggerezza. Un conto è dire che ci sono migranti risultati positivi al Covid, ben altra cosa è dire che questi passeggiano in mezzo ai turisti. La prefettura di Agrigento è prontamente intervenuta per smentire la notizia, affermando che i migranti positivi sono rimasti isolati in una struttura deputata all'interno del centro. Salvini quindi ha lanciato un macigno sugli imprenditori, sui cittadini di Lampedusa, afferma Martello, che già hanno tanti problemi. È indegno alimentare in questo modo panico e paura, fare campagna elettorale sulla pelle dei lampedusani, afferma il sindaco Martello, a proposito di quanto dichiarato dal leader della Lega Salvini. Ricordo a tutti che è stato il primo a denunciare l'uscita di alcuni migranti dal centro accoglienza e ho più volte ribadito l'esigenza di controlli continui per impedire che ciò avvenga in violazione delle disposizioni di sicurezza sanitaria e a questo proposito sempre la prefettura di Agrigento ha comunicato l'invio di uomini dell'esercito sull'isola per rafforzare la vigilanza della struttura. Infine una considerazione, conclude il sindaco di Lampedusa Martello. Dal momento che Salvini ha recentemente visitato il centro accoglienza dell'isola e come si vede dalle foto che si trovano in rete non indossava la mascherina, forse è il caso che osservi un periodo di quarantena per evitare che possa essere lui stesso a mettere in rischio le tante persone che incontra in campagna elettorale. Coronavirus Sicilia, i dati dell'emergenza. Sono 65 i nuovi casi di Covid-19 registrati. Di questi, fa sapere la regione siciliana, 58 sono i migranti ospitati nell'hotspot di Lampedusa. Con i nuovi casi nell'isola il numero di positivi sale a 947, 4.067 dall'inizio dell'emergenza, mentre il numero complessivo di guariti è di 2.834, 21 in più rispetto a ieri. Guarita anche la donna di Cattolica Eraclea, rientrata positiva dalla Romania. La gestione dei beni culturali in Sicilia è un flop, lo afferma il deputato regionale del PD Michele Catanzaro, che critica aspramente l'assenza del governo che non ha destinato fondi per la prosecuzione degli scavi per l'antico teatro di Akragas. Il servizio.
Sull'antico teatro greco di Agrigento interviene il deputato regionale del PD Michele Catanzaro. Il ritrovamento dell'antico teatro greco della città Akragas rappresenta per Catanzaro uno di quegli eventi di portata storica universale, capace di restituire all'umanità il senso della propria storia e delle proprie radici. Per queste ragioni il silenzio assordante del governo Musumeci rispetto a un tema di così evidente rilievo grida vendetta e impone un immediato chiarimento. Quando gli archeologi dell'ente parco nei primi mesi del 2019 comunicarono al mondo la notizia del ritrovamento di fondamentali partizioni strutturali dell'antico teatro, annunciando la possibilità di riportarlo alla luce, continua Catanzaro, il governo Musumeci risponde dichiarando la propria ferma volontà di sostenere con risorse economiche adeguate gli sforzi della comunità scientifica, così da riportare alla luce uno dei più grandi tesori dell'antichità. Peccato che, come altri impegni assunti dal governo Musumeci, anche questo annuncio sia rimasto lettera morta e non abbia trovato oggi alcun riscontro con la realtà. La cosa più grave per il parlamentare del PD Catanzaro è che, a fronte della totale assenza di risorse messe a disposizione dell'ente parco Valle dei Templi, il governo regionale ha distribuito a pioggia ingenti risorse per iniziative di dubbio rilievo storico e culturale. Sarebbe stato assai più importante che Musumeci, anziché finanziare risibili iniziative sull'urbanistica e sui borghi rurali fascisti in Sicilia, si fosse concentrato sul sostegno politico e istituzionale e soprattutto economico a un'iniziativa di così evidente rilievo. Questa vicenda, conclude il parlamentare del PD Catanzaro, denuncia al mondo l'inadeguatezza in tema di beni culturali dell'attuale governo regionale, dimostratosi ancora una volta incapace di comprendere la portata storica di una simile scoperta. Andrò in fondo alla vicenda, conclude Catanzaro, alla fine di chiarirne tutti i contorni e identificare i responsabili di una così evidente manifestazione di sciatteria politica e istituzionale. Soddisfazione dell'onorevole Margherita La Roccaruvolo, presidente della Commissione Salute dell'ARS, per la disponibilità espressa dall'ASP a cedere i locali dell'INPS di Sciacca per le visite mediche. Il deputato regionale afferma che in questo modo si potrà smaltire la lunga lista d'attesa. Un ringraziamento, continua, voglio rivolgerlo al direttore generale dell'ASP di Agrigento, Mario Carmelo Zappia, per aver dato la disponibilità dell'azienda sanitaria provinciale a cedere dei locali, 3 stanze con un bagno, utili a poter utilizzare le visite mediche dell'INPS e poter così smaltire la lunga lista d'attesa, mostrando grande attenzione per il territorio. Telecamere per controllare la Scala dei Turchi, dopo centinaia di violazioni dei sigilli con relative sanzioni elevate. La Regione ha finanziato l'acquisto di telecamere, alcune delle quali sono state già posizionate lungo il cosiddetto Belvedere, ma anche su una collina per riprendere al meglio l'intera zona e permettere un controllo costante di questi che violano il divieto di fare ingresso e calpestare il bene. Il provvedimento servirà anche a monitorare potenziali frane e crolli. Forte presa di posizione dei sindacati del personale di polizia penitenziaria che affermano, in ordinanza alle notizie apparse su alcune testate giornalistiche siciliane e che raccontavano di un diverbio tra 2 appartenenti al corpo di polizia penitenziaria durante un presunto servizio di trasferimento dei detenuti, nel corso del quale un agente avrebbe persino estratto l'arma di ordinanza. Ci sentiamo di poter smentire categoricamente la ricostruzione dei fatti. In ordine alle notizie apparse su alcune testate giornalistiche siciliane che raccontavano di un diverbio di 2 appartenenti al corpo della polizia penitenziaria di Agrigento durante un presunto servizio di trasferimento di detenuti, nel corso del quale un agente avrebbe persino estratto l'arma di ordinanza, ci sentiamo di poter smentire categoricamente la ricostruzione dei fatti. Questo quanto affermato dai sindacati della polizia, tra cui la ILPA e la SAP. Non solo a noi non risulta nulla di tutto ciò,
nonostante le verifiche che ci siamo sentiti in dovere di compiere, ma non ci risulta neppure che vi sia stato, nel giorno in cui è stato raccontato l'evento e in quello immediatamente precedente, alcun servizio di trasferimento detenuti da Palermo ad Agrigento. Parimenti, per quanto abbiamo potuto apprendere, nessun appartenente alla polizia penitenziaria ha fatto accesso a strutture sanitarie per ricevere visite o cure a seguito di diatribe di altri colleghi. Chi ha diffuso la notizia, probabilmente riteniamo in tutta buona fede, si è fidato di qualche fonte non ben informata, non volendo neppure ipotizzare che chiunque abbia volutamente premeditato di buttare discredito sulle donne e gli uomini del corpo della polizia penitenziaria, che nonostante le enormi difficoltà dovute anche all'inadeguatezza delle risorse umane, economiche e strumentali, continuano ad assolvere con perizia e sacrificio i loro compiti di difesa delle libere istituzioni repubblicane, donne e uomini di Stato che pagano direttamente un tributo di vite, come dimostrano pure i troppi casi di suicidio che interessano gli appartenenti al corpo e che solo 2 giorni fa hanno funestato anche la Sicilia, anche quando, come nel caso della poliziotta penitenziaria in servizio a Palermo, è morta suicida 2 giorni fa. Le cause di un gesto così estremo non sembrano immediatamente correlabili nell'ambito lavorativo. Riteniamo quindi che l'asperità del servizio di polizia, in particolare di quello carcerario, spesso teatro anche di atti autolesionistici e anticonservativi, siano comunque destinati a segnare l'inconscio di chi non solo vi assiste, ma in qualche misura li vive. Raid vandalico a Canicattì con danneggiamento per 11 auto. Il responsabile sarebbe un 20enne che sembrerebbe essere risultato sotto effetto di alcol e droghe. I carabinieri lo hanno individuato e adesso sono sulle tracce di eventuali complici perché a compiere il gesto pare non sia stato da solo. Ennesima operazione quella condotta dai finanzieri del gruppo di Palermo che hanno sottoposto a sequestro un magazzino dove lo scorso aprile, nel periodo di piena emergenza Covid-19, era stato scoperto un mercato ortofrutticolo abusivo operante in assenza delle necessarie autorizzazioni comunali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza. Nel corso del primo intervento, oltre a constatare la presenza ingiustificata di circa 20 persone tra clienti e fornitori, fu accertata la presenza di un soggetto risultato contiguo agli ambienti mafiosi del clan della Noce, già destinatario di un'ordinanza restrittiva che, nonostante il divieto di non allontanamento dal proprio domicilio nelle ore notturne, gestiva di fatto il commercio abusivo, risultando soggetto attivo nella compravendita di prodotti ortofrutticoli per conto di una società nei cui confronti la locale prefettura ha emesso un provvedimento antimafia interdittivo. Nell'ambito di più recenti attività di controllo economico del territorio, i finanzieri hanno constatato la violazione dei sigilli apposti a seguito del sequestro del capannone, lo stato dei locali variato e la presenza di oltre 10.000 kg di frutta pronta alla vendita, nonché di 3 lavoratori intenti a caricare e scaricare delle casse piene di frutta all'interno del capannone. Le fiamme gialle hanno proceduto quindi al sequestro amministrativo del capannone della frutta fresca, che è stata prontamente donata a varie associazioni benefiche di Palermo. Il responsabile è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per violazione dei sigilli. L'attività rientra tra le prerogative della Guardia di Finanza, quale corpo di polizia economico-finanziaria a tutela dell'economia legale. Il filosofo Diego Fusaro, leader di Vox Italia, incontrerà domani alle ore 19 i suoi candidati al Consiglio Comunale di Agrigento, presso il comitato elettorale dell'aspirante sindaco presente all'iniziativa Francesco Miccichè, sito in Viale della Vittoria 315. A Realmonte, Risorgimento Sociale sostiene la candidatura a sindaco di Sabrina Lattuca. Lo afferma il coordinatore Nino Randisi, dicendo che la candidatura della Lattuca rappresenta una proposta di cambiamento che assicura una nuova fase politica. In Sicilia l'apertura delle scuole potrebbe ritardare di 10 giorni per quegli edifici scolastici sede di seggio elettorale per il referendum, il servizio di Lello Casesa.
quelle utilizzate come seggio elettorale, la campanella potrebbe suonare 10 giorni dopo, cioè il 24 settembre. È una delle possibilità offerte agli istituti scolastici dal decreto sul calendario scolastico firmato dall'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, poco prima di Ferragosto. Le istituzioni scolastiche, si legge nella nota, che saranno utilizzate quali sedi della prossima consultazione referendaria del 20 e del 21 settembre, scrive Lagalla, hanno facoltà di determinare l'inizio delle lezioni a far data dal 24 settembre 2020. È chiaro che il provvedimento va incontro ai ritardi e alle incertezze che riguardano gli entri in classe degli studenti siciliani. Non si sa infatti ancora oggi le modalità di avvio delle lezioni, didattica in presenza, a distanza integrata. Nonostante le rassicurazioni del ministro dell'istruzione Azzolina, le scuole non sanno se i banchi arriveranno nelle scuole prima o durante l'inizio, quanti banchi arriveranno e soprattutto se il personale richiesto sarà fornito ai capi d'istituto. Ed infatti il ministro Azzolina pochi giorni addietro ha dichiarato in una TV di Stato: non ci sarà nessun rischio per l'apertura dell'anno scolastico, abbiamo il dovere morale di riaprire, una priorità assoluta del governo, è certamente una operazione complessa ma siamo più pronti rispetto a quando la pandemia è scoppiata. Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno, continuiamo a lavorare per allargare le aule e cercare ulteriori spazi affinché gli studenti seduti al banco possano abbassare la mascherina ad 1 metro di distanza dagli altri. Il governo sta lavorando per potenziare l'organico, stiamo assumendo fino a 100.000 persone a tempo indeterminato ed altre a tempo determinato e abbiamo digitalizzato le procedure. In Sicilia l'avvio delle elezioni è previsto per lunedì 14 settembre per concludersi martedì 8 giugno dopo almeno 200 giorni di attività didattiche. Solo a Palermo i plessi scolastici sede di seggio elettorale ammontano a 128, più di un terzo circa dei 356 censiti dal Ministero. Ma in percentuale potrebbero essere di più le scuole interessate. Nei centri più piccoli si vota nell'unica scuola che ricade sul territorio comunale, potrebbero ammontare al 40% gli istituti che possono posticipare l'ingresso in classe degli alunni, oltre 1.600 in Sicilia. Continueremo pertanto ad occuparci di scuola e vedremo nei prossimi giorni cosa succederà. A Bivona, importante obiettivo raggiunto per il sindaco Milko Cinà. Il wifi sarà gratuito nel centro storico. I particolari nel servizio di Arturo Cantella. Presso a Bivona anche il wifi sarà gratis nel centro storico, in quanto è stato attivato il progetto Wi-Fi 4EU. A comunicarlo l'amministrazione comunale di Bivona, che continua nella sua politica innovativa e tecnologica, aggiudicandosi il voucher al secondo bando Wi-Fi 4EU per l'installazione di reti Wi-Fi gratuite all'interno di spazi pubblici. Con Wi-Fi 4EU la Commissione europea intende promuovere così le connessioni Wi-Fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari sparsi in tutta l'Europa. Il comune di Bivona, con grande soddisfazione, entra così nell'era digitale, attestandosi tra i 500 comuni italiani e i 42 comuni siciliani e le 3.400 municipalità in tutta Europa che, grazie all'iniziativa promossa dall'Unione Europea, hanno ottenuto un voucher da 15.000 euro per creare gli hotspot necessari alla realizzazione dei wifi gratuiti nelle piazze e negli spazi pubblici comunali. All'interno del centro storico comunale sono state installate 10 antenne in outdoor per la copertura globale dei vari siti. L'utente viene così seguito in mobilità lungo il percorso senza la necessità di riconnettersi. La tecnologia utilizzata prevede l'uso di 2 frequenze, una a 2,4 GHz e l'altra a 5 GHz, garantendo una velocità adeguata per la navigazione. L'intera rete del comune di Bivona riuscirà così a servire fino a 1.200 utenti in contemporanea. Per connettersi è stata utilizzata la migliore tecnologia di facile utilizzo denominata One Click to Connect. Basta quindi accettare le condizioni di uso del servizio del portale e sei già online, progettata per essere anche Wi-Fi compliant ai sensi del nuovo regolamento sulla privacy europea. Proseguono le indagini su Viviana e il piccolo Gioele, il servizio.
Il procuratore della Repubblica di Patti, Angelo Cavallo, con una nota fa il punto sulle indagini del caso Viviana Parisi, con il riferimento alle indagini relative al decesso della signora Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello. La Procura della Repubblica di Patti sta proseguendo le indagini al fine di acquisire elementi di prova e riscontri con riferimento ad ogni possibile dinamica dei fatti. Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa nei giorni scorsi, non è mai stata data, né avrebbe mai potuto essere espressa da questo ufficio, alcuna indicazione di probabilità su ipotesi da escludere o privilegiare, nemmeno nel momento iniziale delle indagini. Le ricerche delle vittime su tempistica e modalità sono state coordinate dagli organi competenti diversi da questa procura e sono rimaste ben distinte dalle attività investigative e giudiziarie finalizzate alla ricostruzione dell'intera vicenda. Complesse indagini sono ancora in corso allo Stato nei confronti di ignoti per i delitti di omicidio e sequestro di persona e sono tuttora coperte da segreto istruttorio. Con riguardo agli atti che è possibile esplicitare, questo ufficio ha ritenuto di acquisire, di propria iniziativa, le immagini riprese dai droni dei Vigili del Fuoco durante le ricerche coordinate dalla Prefettura di Messina e ha affidato già dal 13 agosto scorso a un proprio consulente geologo forense, esperto dei luoghi, il compito di rivedere e esaminare uno per uno i relativi fotogrammi al fine di acquisire elementi utili alle indagini, evidentemente del tutto diversi da quelli riguardanti le mere ricerche delle persone scomparse. Tale materiale, che non faceva parte degli atti del procedimento, è stato trasmesso al suddetto consulente dagli organi competenti in data 18 e 19 agosto. Dall'esame dei fotogrammi, iniziato in data 20 agosto 2020, dopo una prima elaborazione e ingrandimento, il consulente di questa procura verificava che già alle ore 10:15 circa del mattino del 4 agosto 2020 era visibile ai piedi del traliccio il corpo di Viviana Parisi, verosimilmente nell'identica posizione in cui qualche giorno dopo veniva ritrovato. Quanto al piccolo Gioele, è attualmente in corso l'elaborazione da parte del consulente di questa procura delle migliaia di ulteriori fotogrammi ripresi dai droni dei Vigili del Fuoco nei giorni delle ricerche. Al momento, ad un primo studio dei fotogrammi consultati, non si evidenzia la presenza del corpo del piccolo Gioele vicino a quello della madre. In ogni caso, ulteriori elementi dovranno essere ricavati dal necessario successivo approfondimento, ricorrendo a tutti i possibili strumenti tecnici diretti all'analisi dei medesimi fotogrammi. In data 13 agosto 2020, questa procura disponeva inoltre l'acquisizione delle immagini satellitari dei luoghi inerenti alla scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele, tratte dal sistema satellitare europeo Costellazione Copernicus. Tali immagini, allo stato, non sono risultate utili, ma, anche in questo caso, sono in corso ulteriori accertamenti e approfondimenti tecnici. È in corso di valutazione anche l'eventuale contributo che potrà essere fornito dall'acquisizione di immagini ricavate da altri sistemi satellitari. Si è inoltre proceduto in data odierna a conferire incarico di consulenza tecnica al professor Massimo Picozzi, docente di psichiatria presso l'Università di Parma e Bocconi di Milano, al fine di acquisire informazioni precise sullo stato di salute mentale e psicologico della signora Parisi, alla luce della documentazione medica acquisita e di ogni altro elemento di eventuale interesse. In data 25 agosto 2020 verrà conferito l'incarico per esame autoptico, accertamenti genetici e morfologici di vario tipo a un pool di esperti, ciascuno dotato di specifica professionalità. Gli accertamenti investigativi si presentano dunque tuttora molto articolati e proseguono in ogni direzione, senza tralasciare, come già detto, alcune ipotesi. Questo ufficio sin dal primo momento è impegnato senza risparmio di tempo, risorse ed energie nell'acquisizione di tutti gli elementi possibili, non tralasciando alcun dato che possa contribuire a chiarire i tragici eventi accaduti. Arriva un primo provvedimento disciplinare per la morte di Lorena Famularo, la ragazza 22enne di Lipari, deceduta nella notte tra sabato e domenica nell'ospedale dell'Isola. A darne notizia è il direttore generale dell'ASP di Messina, Paolo Lapaglia, che subito dopo il tragico evento ha aperto un'indagine interna per far luce sull'accaduto. Alle ore 15:30 di domenica 23 agosto hanno iniziato a lavorare all'ospedale di Lipari i componenti della commissione per far piena luce sulla morte della sfortunata ragazza. I componenti della commissione hanno acquisito tutta la documentazione presente in ospedale e ascoltato il personale sanitario e le persone che a vario titolo possono contribuire ad
accertare fatti e circostanze. E proprio ieri è pervenuta la relazione della Commissione di indagine interna. Preso atto delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione e di concerto con l'assessore regionale della salute Ruggero Razza, che ha seguito personalmente l'evoluzione del caso, dice il direttore generale Paolo Lapaglia, ho dato mandato al direttore sanitario dell'ospedale di Lipari, dottor Vincenzo Compagno, di attivare un primo provvedimento disciplinare nei confronti dell'infermiere del pronto soccorso che alle ore 23 del 14 agosto scorso ha indirizzato Lorenza presso la guardia medica senza attenersi alle procedure sanitarie previste. Intanto sulla morte di Lorenza Famularo c'è anche un'indagine della magistratura. Il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Crescenti, ha delegato Rita Barbieri, sostituto procuratore, a occuparsi dell'indagine. Acquisiremo tutte le carte e ovviamente sentiremo i parenti e gli amici della giovane, ha fatto sapere il procuratore, e sul corpo della ragazza sarà eseguita l'autopsia. La 22enne, secondo quanto si apprende, sarebbe stata più volte al pronto soccorso di Lipari, riferendo di avere forti dolori all'addome, alla spalla e al collo. Le sarebbero stati prescritti e somministrati alcuni antidolorifici, ma la situazione non era migliorata. Nel fine settimana le condizioni della ragazza sono peggiorate fino ad arrivare al decesso. Una tragedia che ha colpito duramente la comunità di Lipari, dove la ragazza era molto conosciuta. L'amministrazione comunale, che già subito dopo la tragedia ha sospeso tutti gli eventi in programma in segno di cordoglio alla famiglia, ha fatto sapere che sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Adesso la pubblicità, ci rivediamo tra poco. L'Hotel Costa Azzurra Museum e Spa di Agrigento si conferma fra i migliori alberghi del mondo. A certificarlo per il terzo anno consecutivo è TripAdvisor, attraverso l'attribuzione del premio Traveler's Choice, destinato agli alloggi, alle attrazioni e ai ristoranti che ottengono recensioni molto positive dai viaggiatori in modo costante. Essi classificano quindi nel 10% delle migliori strutture su TripAdvisor. Essere gratificati del giudizio favorevole dei nostri ospiti ci infonde costantemente il desiderio di migliorarci, dice Fabrizio Lagaipa. Con la dovuta umiltà quotidianamente cerchiamo di fare nostro il pensiero aristotelico, per il quale l'eccellenza è un'arte ottenuta attraverso l'addestramento e l'abitudine. L'eccellenza allora non è un atto, ma deve essere un'abitudine. A Riccione, premio speciale di Radio DJ ad Ibla, l'empedoclina Claudia Iacono, che ha vinto il riconoscimento con il suo brano inedito Libertad, scritto e composto dalla stessa. Un importante contest musicale con una giuria di grandi nomi della musica e dello spettacolo, presieduta da Linus, che ha voluto premiare la giovanissima cantautrice per il brano che, in lingua spagnola, ha immerso la piazza di Riccione in una gradevole atmosfera gitana, Il Servizio. Radio DJ premia Ibla, il contest dedicato ai nuovi talenti di Radio DJ svoltosi a Riccione ha premiato con il premio speciale l'empedoclina Claudia Iacono del 97 in arte denominata Ibla, con il suo inedito dal titolo Libertad, scritto e composto dalla stessa. La cantautrice empedoclina racchiude in un'unica frase il significato del brano: l'amore non è mai rinuncia, l'amore è libertà. Il contest musicale è stato condotto da Rudy Zerbi e Chicco Giuliani con la partecipazione di tanti talenti provenienti da tutta Italia. La giuria è stata presieduta dal noto Linus, patron del festival e direttore artistico di Radio DJ. Premia Ibla per il suo brano in lingua spagnola, il quale ha immerso la numerosissima piazza di Riccione in un gradevole atmosfera gitana. Seconda concorrente, una cantautrice siciliana, originaria di Agrigento, all'attivo 500 esibizioni live. Oh, 500 sono andate. Si vede che si annoia a casa sua, esatto. Sempre in giro. Tra rassegne e festival nelle location più suggestive della sua amata Sicilia, attualmente frequenta il secondo anno di canto presso il conservatorio della sua città natale. 2 cover anche per lei, Malo e Canto e Cantu e Cuntu, giusto? Ho sbagliato no. Cantu e Cuntu e il suo inedito che è Libertad. Lei è Ibla. Buonasera. Stasera vai al burro con lo vento,
a grapire i porti di la storia. Stasera voglio dare un momento la vita e lo passato alla memoria. Voglio con la vampa dell'amore scavare una fossa al dolore. Non è lo scanto che accancia lo cammino, non è lo pianto che accancia lo destino. Grabo le pugna con tu le dita, resto con sogno, scorro la vita. Canto e conto, conto e canto, canto e conto, qui non perdere lo punto. A sud, che a sud, quando è punto in mezzo a mare con la faccia da normanna per scura d'africani. A sud, che a sud, quando è punto tutto solo come studio di cultura diventiamo siciliani. Per ogni artista, la gente onesta, per ogni uomo morto per la libertà. E chi vittia, mia cara rosa, che in mezzo a malanna ha visto dignità. Canto e punto, punto e canto, canto e punto, qui non perdere lo conto. L'amore non è mai rinuncia, l'amore è libertà. Yo soy el fuego, yo soy el aire, yo puedo ser todo lo que quiero. Yo soy calma, yo soy tormenta, yo puedo ser todo lo que quiero. Encadenaste en mi sueño por celo y lo llamaste amor. Me hiciste pequeña y sola y lo llamaste amor. Amor que viene, amor que va, no renuncies a la libertad. Amor que viene, amor que va, no renuncies a la libertad. Me sentí bien, me sentí apretada la primera vez que me miraste. Tu cara limpia y tu dulce voz desaparecieron con el tiempo. Encadenaste mi sueño por celo y lo llamaste amor. Me hiciste pequeña y sola y lo llamaste amor. Amor que viene, amor que va, no renuncies a la libertad. Amor que viene, amor que va, no renuncies. Y ahora mira, mira, con eso en libertad hasta cuando te ves andado. Y ahora mira, mira, che non mi ferma neanche un terremoto. Y ahora mira, mira, che il male che mi hai fatto ti è tornato indietro. Y ahora mira, mira, y ahora mira, mira. Amor que viene, amor que va, no renuncies a la libertad. Amor que viene, amor que va, no renuncies a la libertad. Amor que viene, amor que va, no renuncies a la libertad. Amor que viene, amor que va, no renuncies a la libertad. Complimenti, 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 complimenti. Io vedo che il pubblico ha apprezzato molto. Grazie. Che brava! Questa sera appuntamento a Realmonte al Teatro Costa Bianca per l'evento Realmonte in Musica, un evento ad ingresso gratuito con tanta musica e tanti musicisti, tra cui Paolo Salemi, Stefano Tesè, Nenè Sciortino. L'iniziativa è inserita nell'ambito del cartellone dell'estate del Teatro Costa Bianca. Grazie di averci seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.